Nei giorni scorsi, dall'8 agosto a ieri 10 agosto, sono stati numerosi sequestri ad opera della Legione dei Carabinieri Veneto Compagnia di Chioggia e da parte del Comando di Polizia Locale sulla Battigia, sequestri che hanno riguardato l'ambito del piano per il commercio sulle aree pubbliche. Oltre 15 sono stati verbali stilati e la merce sequestrata consiste in un quantitativo spropositato di articoli, tale che, restando ignoti i trasgressori, la merce non può essere custodita in quanto mancano locali idonei da utilizzare per la custodia di grandi quantità di merce sottoposta a sequestro amministrativo. In nessun caso, infatti, è noto il trasgressore. La confisca del materiale sarà quindi seguita dalla distruzione dello stesso. Tra i bracciali, gli occhiali, le borse, le cavigliere risalta il sequestro di 23 libri di vario tipo e di ben 30 pinguini gonfiabili.